Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi organizza oggi un interessante convegno sull'affido con qualificati relatori. Presidente. Sì, sicuramente è un altro episodio, che è un'altra stella, diciamo, che andiamo a mettere sul nostro percorso di questo anno sociale così ricco e interessante. Però questa, per il mio club, per me, rappresenta la ciliegina sulla torta, perché è il tema nazionale voluto fortemente dal nostro governatore Franco Cirillo, e quindi grazie, come dicevi tu, agli interventi di grandi relatori abbiamo l'opportunità di poter parlare di un tema che oggi è caldo, che pur essendo, diciamo, essendo stato fino ad oggi un po' ai margini di quelle che sono le tematiche, i confronti, oggi invece il tema dell'affido è diventato il nodo centrale di quella che è la nostra attualità, perché come noi sappiamo la guerra, diciamo, gli ucraini, la situazione grave che stanno vivendo, hanno rimesso in gioco questo istituto giuridico che, appunto, come dicevo, in questo momento storico deve essere attenzionato. Sì. Da non confondere con l'adozione, un altro istituto importante che comunque deve essere anche attenzionato, ma qui ci troviamo su altri fronti. Ovviamente l'affido è temporaneo, l'affido coinvolge emotivamente le famiglie affidatarie, le famiglie che lasciano i bambini, quindi bisogna diciamo, attenzionare con sensibilità quello che questo argomento ci propone. Oggi questi relatori ci consentiranno di farlo in maniera precisa e attenta. Il Soro Optimist oggi organizza in tandem con Lions Agrigento Valle dei Templi un interessante convegno sull'affido, una tematica di grandissima attualità. Sì, io ringrazio il Lions Valle dei Templi nella persona della Presidente Susi Acona, che ha voluto coinvolgere il Soro Optimist in questo, che è un progetto nazionale del Lions. Si parla di affido, è un argomento del quale si parla tanto e probabilmente si conosce poco. Oggi, con l'aiuto di illustri relatori, impareremo a comprendere meglio alcune dinamiche, ma anche problematiche di natura sociale e psicologica che investono questo delicato tema. Quindi sarà un momento di conoscenza e approfondimento, proprio in virtù di quel grande amore che sta alla base dell'affido. Francesco Pira, presente a questo interessante convegno del Lions Club Agrigento Valle dei Templi sull'affido, una tematica molto attuale. Oggi c'è bisogno di amore verso i bambini, c'è bisogno di dare loro un sorriso, dare loro una speranza, e l'affido rappresenta socialmente la possibilità di far sentire questi bambini vivi, e quindi per questo è importante parlarne, ed è importante con grande altruismo occuparsi di loro senza pensare se poi ci sarà dopo la possibilità di adottarli. È un gesto d'amore anche momentaneo, anche temporaneo, che però permette a questi bambini di sentirsi vivi. In un momento in cui la società sembra particolarmente cattiva, in un momento in cui i figli uccidono i genitori, in cui le mamme ammazzano una mamma ammazza una bimba di 5 anni, è un momento di grandissima difficoltà per la nostra società, di grande cattivismo. Questo nostro momento di incontro di oggi è un momento in cui si può regalare amore, donare amore e capire come farlo. Ecco, quanto è importante oggi la tematica di cui si discute, che è quella Allora, la dell'affido. tematica che il Lions in generale ha scelto è una tematica molto molto importante, attualmente anche all'attenzione della riforma Cartabia. Tutto ciò che riguarda il minore è oggi all'attenzione della riforma Cartabia. Quello di oggi, l'affido, al di là anche dell'istituto civilistico, adesso assume una grande importanza, specialmente post pandemia, e specialmente adesso che ci sono questi minori che arrivano dall'Ucraina, quindi la maggior parte sono minori non accompagnati, e quindi l'istituto dell'affido è essenziale, indispensabile proprio per la tutela dei minori.